25 aprile, il giorno della memoria, il giorno della liberazione, una delle date forse più importanti della nostra Repubblica, della nostra società, in un periodo politico anche molto difficile. E quale società, meglio dell'Ampi Casassa, che porta il nome dei partigiani, non poteva commemorare questa data con un evento sportivo che ha coinvolto veramente tutti i settori giovanili del comprensorio genovese. Siamo infatti al campo dell'Ampi, che guardate a caso si chiama 25 aprile, ed è stato organizzato in grande stile per il 60° anniversario della nascita dell'Ampi Casassa, ma anche per il quasi 60° anniversario della liberazione. È stato organizzato un torneo che ha coinvolto veramente tutte le leve. Ma andiamo per gradi, perché per il 60° anniversario dell'Ampi Casassa il presidente Sciutto e tutto il suo volonterosissimo staff ha organizzato una manifestazione veramente in grande stile. Allora, qua dietro di me si sta svolgendo la finale del torneo della liberazione, quello mirato alle leve dal 98 al 2001, iniziato il 15 di aprile e terminato proprio il giorno del 25 aprile, il giorno della liberazione, così come le altre manifestazioni. Questo diciamo che è il torneo principale. Poi, parallelo a questo, nel campetto dell'Ampi, quello a 7, sotto al 25 aprile, è andato in scena anche il 23° Memorial Aldo Drago, che invece è stato rivolto ai più piccolini, quindi le leve dal 2003 al 2005, ma Ampi Casassa, Partigiani, Liberazione non si sono dimenticati del sociale, e allora, paralleli ancora a questi due tornei, si è svolto anche il quadrangolare organizzato dalla Divertime, che è una società calcistica per ragazzi diversamente abili che si allena regolarmente tutte le settimane proprio nel campetto dell'Ampi, e che per festeggiare questa giornata ha organizzato appunto un quadrangolare, le cui finali si sono svolte proprio anch'esse il 25 aprile, in corrispondenza con le altre, nei buchi delle altre, proprio nel campetto qua sotto. Delle manifestazioni organizzate in grandissimo stile, e la grandissima affluenza di pubblico lo può testimoniare. Qua dietro di me si stanno svolgendo le ultime finali, ma adesso è il momento naturalmente di andare a sentire le voci dei protagonisti. Lo sport insegna ai ragazzi quei valori che uomini e donne che hanno partecipato alla Resistenza hanno messo in campo per donare a chi oggi può vivere queste bellissime giornate, momenti di partecipazione e democrazia. Quindi uno dei migliori ringraziamenti per quella generazione che si è sacrificata per migliorare il nostro paese. Oggi abbiamo questa gioventù che gioca, festeggia, socializza, e quindi un bel momento, ed era giusto che le istituzioni ci fossero. Grande successo innanzitutto perché dopo 10 anni l'Ampi ha finalmente un torneo importante, lungo 10 giorni, dove possono giocare tante squadre. Era da tanto tempo che non si riusciva a fare un torneo di questa importanza, e sono contento nel mio terzo anno di presidenza di aver potuto mettere in piedi un torneo del genere, grazie anche e soprattutto ai miei amici e ai miei collaboratori. 46 squadre, credo che sia un numero già molto importante, senza trascurare gli amici del Divertime, le 4 squadre del Divertime, degli amici disabili che sempre ci seguono nel nostro torneo del 25 aprile, giornata per noi sempre molto importante, ma soprattutto una giornata di festa, dove cerchiamo di evitare classifico, comunque di non far notare più di tanto chi è arrivato ultimo, chi è arrivato primo, perché comunque nella vita può succedere di arrivare primi o ultimi, però le differenze non devono essere mai evidenziate. Bellissimi camp! A Canizzano! Dal 23